Amici di Sportisiri, buon pomeriggio e un saluto dal vostro Marco Genduso per commentarvi la nona giornata del campionato di Serie C2 Girone A, che vede scendere in campo i padroni di casa della città di Pisacquino e il Palermo Futsal Club, con il primo pallone che verrà toccato dunque dalla formazione rosanero con Antonio Pisani, lui che in settimana è amico fine della società, ha difatti anche parlato di questa sfida. Inizia anche il match con il primo tocco verso Chinnici, giallorossi dell'Aveco. Una grande annata, Fiorentino subito prova ad illuminare il campo con questa conclusione molto potente. Vitrolo la tocca e mette immediatamente in calcio d'angolo. Questa è una buona occasione da parte dei rosanero. Schema non è riuscito però al meglio, poi prova a lanciarsi, va davanti alla porta, Calè risponde immediatamente presente su questa super occasione capitata tra i piedi di Campisi. Provato a gonfiare la rete, Fiorentino, schema, Pisani, Fiorentino, palla dentro per Chinnici e poi vinta loro ancora, mette il piede lì dove è giusto metterlo. Russo in mezzo a due, prova a passare, Fiorentino va a terra, poi Corsino, Calì, poi due volte la smanaccia, ma dopo 2 minuti abbiamo avuto veramente 4 occasioni, 2 per parte, ma tutte e 4 colossali. Si concede anche un dribbling sul compagno, sull'ex compagno Pisani, poi da 2 passi si divora il gol, ma dopo 3 minuti è una partita bellissima. Franco accorcia in mezzo a 2, palla che passa, Fiorentino col tacco, Pisani di ritorno, Fiorentino, Pisani ancora e non si riesce a segnare, troppe occasioni sbagliate, ma non è per il signor Curulli. Palla centrale, Chinnici fa sportellate, la Fiura, Calì va lungo per Fiorentino, gancio bellissimo, Fiorentino, palla fuori ancora, ma che palla di Calì. Campisi con Fiorentino, si opera il passaggio, poi alla meglio, può calciare con il tocco morbidissimo, l'alza e fa 1-0 per i cittadini di Pisacquino. Non può nulla Peppe Calè. Adesso si ripresenta lui dal tiro libero, va Fiorentino, non sbaglia Emanuele Fiorentino e mostra anche i muscoli. 1-1 come un vero e proprio pivot. Chinnici, palla imbucata, Fiorentino con la punta, buca Pintaloro e la mette sul palo lontano, mostra ancora i muscoli. 2-1 parte della difesa di casa, l'ha fermato, Chinnici va sul mancino e Pintaloro mette probabilmente il ginocchio per fermare l'avanzata rosanero. C'era anche Franco molto vicino. Chinnici di ritorno, Fiorentino, palla che va fuori, ma ancora una volta quando questi due dialogano fanno veramente tanta paura. Franco va sul secondo palo, Pisani, Franco punta, poi calcia, va giù col tempo giusto Pintaloro, non la tocca, invece sì la tocca e quindi calcio d'angolo. Il giallo, Fiorentino anticipa, Fiorentino, Pintaloro ancora, si accartoccia su se stesso, una conclusione molto forte ma centrale da parte del 27. Pronta quasi per sé elevata, Franco, il dribbling, salta tutti, Franco! Nazzareno Franco! Non scarica il pallone e fa benissimo così, vuole sentire tutti, 1-3, che giocatore, anche lui, Nazzareno Franco. Chissà, tanto Tamburello, Calina tocca ma non basta! E 2-3 l'ha riaperta e Pisacquino. Poi la sala imbucata, Tamburello, Chinnici come un flipper e poi da fuori Campisi a 3-3, buca da fuori. Fiorentino centrale, cerca di dialogare con la Fiura, Fiorentino, Pintaloro ancora, poi allontana invece come può Tamburello, Fiorentino mette il piede e poi direttamente da Calì, va a lungo, sbaglia il tocco Corsino, poi favorisce la Fiura che può calciare, la Fiura ancora Pintaloro, prende anche questa, che partita del capitano. Poi si autolancia Russo, Campisi va sul fondo, può calciare sul secondo palo e fa gol Tamburello, 4-3. Quantomeno di pareggiare una partita sarebbe anche forse il minimo. Nicchia non trova la porta, poi Fiorentino, Pintaloro ancora, poi non si sa come, forse col piede l'allontanata, che il portiere sia molto chiara. Ma Fiorentino, Pintaloro ancora, conferma la tesi. Ma Fiorentino col destro, Pintaloro ancora, prende anche questa.
Fiorentino prova l'imbocata ma sbaglia, dice molto veloce e poi va bene così perché vince il Città di Bisacquino con il risultato di 4-3 contro comunque un ottimo Palermo Futsal Club.